Non approvo il metodo per cui si è scelto il criterio di ripartirli secondo il numero della popolazione, non tenendo conto delle esigenze. È un'uscita di scena che fa rumore, quella di Gian Antonio Darè, sindaco di Vittorio Veneto ma anche segretario provinciale del Carroccio, dal tavolo convocato dal prefetto per gestire l'emergenza profughi. L'uscita di scena del numero 1 provinciale del Carroccio è seguita a ruota da una sfilza di compagni di partito, tutti agguerriti e determinati nel dire che nella Marca non c'è posto per gli immigrati e poco importa che a suggerire al governo il criterio di 1 ogni 2000 abitanti sia stato lo stesso Zaia. Il nostro comune, nonostante sia grande, non ha strutture né pubbliche, sicuramente comunali da ospitare i profughi e credo neanche private. È vero che è un centro prima accoglienza, può contenere al massimo 10 persone, ce ne sono circa dentro 20, se vogliamo metterne dentro 80 facciamolo pure, ma qualcuno se ne assume la responsabilità. Il nostro territorio è un territorio ostile proprio per evitare, e il sindaco in modo prudente vuole evitare conflitti sociali, quindi la risposta di Mogliano è zero profughi. Posizioni più moderate tra i sindaci non leghisti, con i PDLini che attaccano l'assenza dei parlamentari e del neoriconfermato presidente della provincia, Leonardo Muraro. Francamente mi sembra abbastanza una situazione surreale della mancanza di chi poi promulga le nostre leggi e di chi magari, come il presidente della provincia, potrebbe essere presente. La ricaduta sul nostro territorio è molto pesante sia da un punto di vista economico ma anche e soprattutto di ordine pubblico. Le ipotesi dette dal prefetto si riferiscono a tempi anche di diversi mesi, se non un anno. Più morbida la linea dei primi cittadini di centrosinistra con Piazza, sindaco di Silea, che è l'unico ad essersi dichiarato disponibile. Prima di tutto comunque c'è un aspetto umano e Silea si concentra verso questa direzione. Indicativamente quanti, sindaco? Incontrerò le associazioni, il prefetto ci ha chiesto 5, valuteremo anche di dare una risposta maggiore. L'incontro non sta andando tanto bene dal punto di vista della soluzione del problema, ma indubbiamente si stanno mettendo in evidenza tutte le problematiche che potrebbero naturalmente derivare